Signore e signori, buonasera da Palangarano. Si affrontano Orange Bassano in canotta tradizionale chiara e bordi arancioni e Piani Bolzano. Bolzano subito al primo possesso e primo attacco prova il 3 punti e lo mette subito. Bolzano trova rapido 3-0 con la tripla di D'Alessandro. Da notare che Bolzano l'ho seguita nel riscaldamento, è stata veramente esemplare, è stato d'accordo, era riscaldamento, ma nella ruota un bombardamento dietro l'altro dopo la ruota, solo dei gran panieri per Bolzano, che quindi ha mantenuto la tradizione del pregare, ha trovato subito il 3-0 con D'Alessandro e adesso Bassano si ripropone con Bamba prova l'entrata, poi preferisce lo scarico, il tiro di Porto non va segno, il recupero ancora, Fiusco in entrata, la mette Fiusco, va a prendere il canestro supplementare, il libero supplementare e può andare Bassano subito ad impattare, può convertire Fiusco il possibile 2+1 del 3-3. E c'è subito un clima bollente qua al Palangarano con la torsida arancio-nera che si è fatta sentire in questo avvio di gara. Vediamo Fiusco, la mette Fiusco, trova subito il rapido 3-3. Partenza lanciata per entrambi e adesso Bolzano va in attacco, la penetrazione non vede la luce. E allora ci prova Bassano, c'è lo sfondo, viene chiamato sfondo a Fiusco, però l'idea di partire sparati da parte di Bassano e di poter correre in campo aperto può dare subito dei dividendi importanti alla formazione di casa. E seguiamo appunto l'attacco di Bolzano, che tra l'altro al quintetto adesso Cravedi, il play, porta palla. Poi serve D'Alessandro, che è l'autore della triplone di partenza di Bolzano. Quindi Bonavida fa valere il fisico, la tripla di D'Alessandro non va a bersaglio, rimbalzo di Bassano con la rientrante Scott Nabuif. Siamo contenti di poter apprezzare Nabuif. Adesso c'è una palla persa di Valesin che c'è subito Bolzano che può avere il passesso dopo 1,5 giocati. Partita molto intensa da subito, al di là del 3-3. Ancora Cravedi a portar palla, c'è Valesin su di lui. La stoppa Valesin, rimbalzone di Bamba ma non basta. Ancora possesso Bolzano con 14 secondi da giocare. Ricordiamo Bolzano che schiera Cravedi, Trentini, Bonavida, D'Alessandro e Dieng nel quintetto di partenza. Ancora gran lavoro di Bonavida ma non basta, rimbalzone di Bamba che fa valere muscoli e fisico. Fiusco si mette da 3, esce, la rimbalzone di Porto, ancora Fiusco, finta il tiro da 3, va in penetrazione, subisce fallo. Fiusco parte bello ispirato. Eravamo debitori dei coach Massai per quanto riguarda Bolzano, Piani, e coach Francesco Papi per quanto concerne Orange Bassano. 8:05 da giocare in questo primo periodo, 3-3. Non si sblocca dai due attacchi iniziali la gara, però c'è grande fisicità, grande vigore. Ricordiamo Piani è una formazione reputatissima, squadra estremamente quotata nel mazzo della Serie C Gold, è lì dietro le primissime. Ci prova intanto, ancora rimbalzo Bamba, ci prova Valesin, esce di poco la conclusione di Valesin, ancora possesso per Bolzano. Cravedi vuole rallentare i ritmi perché finché si gioca al basket a 100 all'ora può essere favorito Bassano. Bonavida da 3, non va, di tabella, rimbalzo, lotta strenuamente, grande Fiusco, esce dal groviglio, possibilità, Scott Nabuif rifiuta un po' il tiro per cercare la combinazione con Bamba. Nabuif di fatto è al rientro dopo una sosta ai box di diversi mesi per guai al ginocchio.
Adesso il possesso per Bassano, Bamba si mette in proprio da 3, un po' una tabellata, rimbalzo di Bolzano, la recupera, sempre 3-3, 7-16. La torsida di Bassano si fa sentire tantissimo, crea Bolgia qui alla... prova la rubata, Nabuife, è andata a un soffio, 6 secondi ancora per l'attacco di Bolzano che non va, poi la recupera, attenzione, il tiro di Dieng, la mette Dieng, il triplone, trova un 3 punti di capitale importanza, 6-3. Adesso Fiusco, attenzione, non deve perdere palla, subisce fallo. Dieng ha trovato un 3 punti, lo dicevamo prima, Bolzano ha fatto 2 su 2 da 3, ma è reduce da un riscaldamento di fatto mortifero, perché la metteva sempre, quindi nessun stupore a chi continua a spagnarare dalla lunga anche in partita. Poi chiede troppo Valesin all'atletismo di Bamba, palla persa per Bassano che non deve disunirsi, 6-3 Bolzano. Poi si incarta, esatto, si è incartato Dieng alla rimessa, fischio ineccepibile, non la prende bene Massai che vede di fatto il possesso ribaltato per Bassano. Adesso quindi palla persa Bassano, ma palla subito restituita con ingenuità di Dieng. Attenzione, Fiusco può andare a chiudere, subisce fallo, è il terzo fallo che Fiusco subisce, sta caricando di falli Bolzano. Fiusco 3 su 4 li ha subiti lui, al prossimo va in bonus Bolzano. Fiusco in lunetta, vediamo se riesce ad accorciare. Silenzio sepolcrale, corto il tiro di Fiusco sul primo ferro, ancora seconda conclusione di Fiusco, mette il secondo, 4-6. Ora avanti di 2 Bolzano, possesso per Cravedi, si fa vedere subito Bonavida, Cravedi marcato da Valesin, ancora da Alessandro, Cravedi, Bonavida, la penetrazione per far valere il fisico, ma c'è Bamba che gli oscura il cielo, Bamba gli ha oscurato il cielo a Bonavida, poi perde la maniglia. Attenzione, adesso D'Alessandro può andare fino in fondo, va fuori il pallone, non è fortunato, può andare però in lunetta. Nel frattempo c'è il... (6:02) da giocare, punteggio molto basso, lo era stato anche nel match della scorsa stagione. Adesso vediamo in lunetta d'Alessandro che prova a regalare un +4 ai suoi. Di contro l'Orange Bassano patisce spesso i break perché è una squadra giovanissima, la più giovane del campionato, e quindi si demoralizza spesso di fronte a un break negativo, come invece si entusiasma e vola sulle ali dell'euforia quando le cose si mettono a favore. Mette il primo d'Alessandro, regala il +3. Ancora Bolzano e D'Alessandro. Trova un +4 prezioso per Bolzano. Ricordiamo, nel piani Bolzano è nato, cresciuto ed è stato svestato Alessandro Lever, talento emergente anche della nazionale azzurra. Attenzione Bamba si mette in proprio, ancora una tripla che non ha gran fortuna, viene sputata dal ferro. Bassano deve stare lì con la testa, non farsi scollare dal match, mentre la torsida non bolla. Il blocco su Bamba è pesantino, viene spazzato via. Adesso c'è un fallo in attacco, secondo me era anche il secondo fallo che Bolzano faceva nella stessa azione, al secondo gliel'hanno fischiato. Bamba si è preso una discreta legnata sul blocco, sull'orecchio, probabilmente dovrà uscire, pronto a entrare Diavara che non è più piccolo di lui.
È stato intontito Bamba dalla stangata involontaria, però è arrivata. Qualcosa mi dice che quando rientrerà Bamba una seconda botta non la prende, così a lume di naso. Tanto è entrato Diawara che si fa valere sotto, prova un movimento, libera benissimo e trova il rimbalzo vincente. Calamita, neo ingresso, 8-6. È entrato Calamita per Porto per alzare, per Valesin per alzare centimetri. Sotto canestro, attenzione, e gran paniera anche di Bolzano che trova rapido il 10-6. Si sblocca un po' la partita. 4:52. Fiusco, schiaccione affondato di Calamita che la spiega a tutti quanti. 10-8, schiaccione affondato di Calamita che l'ha spiegata a chiunque. Di potenza Calamita, fa capire che insomma sotto si scherza poco. Adesso però mette un bel cesto anche Ramoni, mantiene il +4 Bolzano. Attenzione, Fiusco complicato, va a prendersi l'ennesimo fallo. Fiusco fa collezione, sta caricando di falli Bolzano e in bonus Fiusco va a tirare. Vediamo appunto Fiusco in lunetta, prova a tenere a contatto i suoi. 4:13 da giocare, un po' di cambi. Esce Cravedi. È entrato Barion per Cravedi, regia. La mette Fiusco. Ancora 2 su 2 Fiusco, ottimo, 10-12, resta -2 Bassano, riparte Bolzano, Bonavida, Barion al palleggio, ha di fronte a sé Rinaldin, è entrato anche Rinaldin, play emergente, ancora Bonavida a far valere il fisico, poi trova il primo ferro, la recupera il più piccolo Bolzano, il play con grande energia. Attenzione, Barion cerca la tripla e stavolta è la prima tripla che Bolzano sbaglia. Non è che è sempre domenica, tra l'altro oggi è sabato. Che numero Fiusco, gran paniere di Fiusco, parità 12, assistenza pregiata di Calamita, ha mandato a canestro Fiusco che sta letteralmente facendo ammattire Bolzano che non trova per il momento contromisure a Fiusco. Parità 12. (3:27 da giocare). E si sta scaldando l'atmosfera qui al Palangarano con i ragazzi della Torsida arancio-nera che ci stanno pestando duro alla voce tifo. È uno spettacolo da vedere. (3:27 da giocare, 12-12, partita di grande intensità. Bolzano ha solidità fisica e per il momento l'Orange Bassano è entrato con i concetti giusti in testa. Si riparte col possesso bolzanino, è entrato anche Tommy Marangoni per Bassano, il numero 0. Possesso per
Bolzano, Barion. Bolzano vuole rimettere subito il naso avanti, attenzione, ancora Barion, e gran tripla del neoentrato Pizzo Davide e trova la terza tripla su 4. Rimessa Bassano, sta tirando con percentuali ragguardevoli Bolzano, 3 su 4 da 3, per il momento è tenuta a galla dalle triple. Esce Fiusco a prendere fiato, entra Mazzotti, ci sarà Rinaldini in regia, Marangoni, Rinaldini, e arriva anche la prima tripla di Rinaldini, la mette, parità a 15, 1 su 1, triplone di Rinaldini. Ancora Bolzano, Pizzo prova, va a prendersi un fallo Pizzo, non è in bonus Bassano a 2,30, può spendere. È chiaro che nessuno vuole perdere questa gara, Bolzano per stare con le big lassù, e Bassano per provare ad abbandonare le zone torride della classifica. Ancora la penetrazione, poi c'è un fallo, terzo fallo, un fallo che porterà in lunetta Davide Ramoni, 2,23. E vuole rimettersi avanti nel punteggio Bolzano, prova Davide Ramoni, trova il primo con l'aiuto del ferro amico, +1 Bolzano, mette anche il secondo, 17-15 Bolzano, e adesso Bassano a 2,20 prova a impattare di nuovo, Marangoni, Calamita, Mazzotti, la mette, triplone, entrano anche i 3 punti di Bassano, primo vantaggio 18-17, Mazzotti, vantaggio esiguo, ma intanto a 2 dal termine fa morale buon sangue per l'Orange. Attenzione, Pizzo prova l'entrata e trova coperto tutto dai lunghi di Bassano che gli coprono la via del canestro. Marangoni ha pestato la linea, Marangoni, era un momento di fiducia Bassano e questo è il miglior alleato, la linea in questo caso di Bolzano, perché Bassano poteva provare a fare il mini break e adesso a 1,40 riprova Bolzano a rimettersi avanti. Barion, ancora la marcatura, ci prova, stoppatona, la recupera Barion, un tiro un po' alla Sperindio e la preghiera di Barion non viene accolta. Bassano difende aggressivo e quando difende aggressivo poi è gara dura per tutti riuscire a far canestro. L'energia che questa squadra deve cominciare a mettere prima o poi l'ha messa a sprazzi fino adesso. Marangoni, +1 Bassano, e adesso attenzione, palla per Diavarà, la prova, ci prova ancora Diavarà, Marangoni la prende di forza. Cosa ha fatto il Maranga? Di prepotenza, aveva l'intera difesa di Bolzano che era collassata su di lui e Marangoni l'ha messa ugualmente. +3, 20-17.
e non c'è. E adesso non può sempre col tiro pesante Bolzano pescare dei gran tesori. E ancora corregge Marangoni. Praticamente va in tap-in, più 5 Bassano, 22-17. Ultimi 12 secondi. 8 secondi per il tiro, l'ultimo tiro del quarto. Non va! E chiude Bassano avanti di 5, 22-17 il primo quartino. Squadra che ha buttato sulle tavole qua della destra Brenta grande energia, grande vitalità, che sono le prerogative di questa squadra. Saranno anche dei ragazzini, ma se ci mettono, avranno 15 anni, 16, ma se ci mettono energia, vitalità e diventano una squadra tripallica, poi diventa duro per chiunque. E vediamo adesso. Chiaro, 5 punti sono nulla nel basket, però insomma può dare voglia, spinta ed entusiasmo a questa squadra che se si accende poi può davvero divertire. Per adesso i concetti sono quelli giusti: distribuzione e selezione dei tiri in attacco, buona circolazione e soprattutto grande intensità difensiva che si è alzata nel finale. Del resto, nel preciso momento in cui a Bolzano non sono entrati i tiri pesanti, poi ha fatto fatica a stare in partita perché nel pitturato era complicato farsi avanti, perché a stazza Bassano non ha paura di niente. E adesso possesso Bassano, Orange avanti di 5. Nel frattempo è entrato vediamo cosa. Vediamo, l'arbitro si consulta al tavolo. Non era partito il cronometro, tutto qua. C'è stata una dissincronia tra tavolo e arbitro in campo. E adesso con Bassano che ha messo al palleggio Francisco Zustovic, il talentino argentino pescato 2 anni fa. Zustovic, Mazzotti. Bassano ha mancato il più 7 in maniera comoda. Sta per rubare palla, l'ha rubata e c'è il fallo sulla rubata di Mazzotti, che aveva sbagliato prima per troppa irruenza sotto canestro. Ha detto: sai che c'è, me la vado a riprendere questa palla, e saggiamente, intelligentemente se l'è andata a riprendere. 9:34. Zustovic al palleggio, più 5 Bassano. Mazzotti, Calamita prova a farsi largo sotto canestro e la mette Calamita. Muscoli e stazza al servizio di Bassano, più 7, 24-17. E adesso chiama difesa la torsida arancio-nera,
più 7, 24-17. Pizzo, e stavolta non va, la recupera Marangoni con calma. Ci sarà time out, no, cambio richiesto da Massai, sotto di 7, possesso Bassano. La squadra che ha bisogno enormemente di fiducia. Intanto Diavarà, marcato da Dieng, ancora Calamita, una tabellata di Calamita, stavolta non va. Gran rimbalzo di Žustović, il più piccolo, va a prendersi poi il possesso. Bassano sta continuando a difendere duro, questa è la prima certezza di questo secondo quarto. Ha sporcato qualcosa sotto canestro ad attaccare il ferro, ma per il momento i concetti sono giusti. Attenzione, Mazzotti marcato in maniera aggressiva da Barion, poi va a guadagnarci un fallo laterale, tipo una rimessa laterale tipo calcio, perché è andato via al limite della linea laterale, si è fatto urtare. 16 secondi sul cronometro per l'Orange. Žustović, Marangoni, poi Mazzotti sul perimetro, prova, è entrata in sospensione, una mezza tabellata, poi è grande Diavarà, ha dei tentacoli, arriva ovunque Diavarà, ha i tentacoli al posto delle braccia. 26-17, ha sbagliato, ha recuperato. Più 9 adesso Bolzano che perde palla. Žustović va forse a prendersi un fallo, no, e va a canestro Mazzotti per il più 9, più 11 anzi, più 11 Bassano. 28-17, Mazzotti, parziale di 6-0 in apertura di secondo quarto. Grande aggressività difensiva di Bassano, ma sui due lati del campo, quindi intensità e durezza difensiva sotto il proprio canestro e grande spinta e slancio ad attaccare il ferro rivale. Una squadra che di fatto era dalla prima giornata che non trovava questa intensità, ma ripeto, questa è una squadra che ha inesperienza, a volte ha superficialità legata all'anagrafe, all'età, ma qualità ne ha. È chiaro che vive di fiammate, di entusiasmi, di vitalità. Quando la trova poi è dura anche per una squadra per il momento referenziatissima come Bolzano, che però sta patendo qualcosa a livello di energie e fisico. Più 11 Bassano. (7:59) in questo secondo periodo, Bassano avanti di 11, è un parziale aperto di 6-0. È chiaro che Bolzano reagirà, lo farà anche presto e breve, e dovrà essere Orange Bassano pronto a replicare. E allora Bonavida in possesso palla, poi è rientrato, attenzione, e trova un canestro salvavita che interrompe l'emorragia Cravedi, maggiore esperienza di Cravedi. 28-19, è rientrato Porto anche, perde una palla Calamita. Adesso Bassano non si deve disunire, è chiaro che Bolzano adesso vorrà ragionare con raziocinio e alzare anche l'intensità difensiva, è anche fatale. Gran canestro proprio di Cravedi, e chiama subito giustamente time out Papi. I due panieri di qualità, di mestiere, di malizia di Cravedi
hanno rimesso in quota Bolzano, che adesso è a -7, e quindi Massai ha fatto benissimo a richiamare in pista Cravedi, perché 2 suoi cesti sono stati vitali, salvifici per riportare in quota Bolzano. E adesso ci vuole parlare su Papi, perché dice ok, va bene, non sprechiamo tutto quanto il vantaggio, il +11, e vuole tornare all'antico regime. (7:07). Non smette intanto di tambureggiare la torsida di Bassano, c'è anche qualche tifoso di Bolzano, non tanti ma ce n'è qualcuno, qualcuno anche che si fa anche sentire. C'è un po', intanto Zustovic mi pare che vuol cambiare qualcosa alle scarpe e gli arbitri aspettano che completi l'allacciatura. Nel frattempo rientra Fiusco per Bassano, che nel primo quarto ha dato un contributo fattivo, e quindi l'idea di Papi adesso per gestire meglio i possessi è se vogliamo il doppio play, o comunque a centrocampo con Zustovic e Fiusco spostato a guardia, ma potrebbe fare anche il play. Adesso vediamo la scelta, si alterneranno loro due, c'è il pressing alto di Bolzano che vuol provare a recuperare. Fiusco da 3, la mette Fiusco, triplone di Fiusco, ispiratissimo stasera, torna a doppia cifra Bassano, 31-21. Fiusco mette un 3 punti di capitale importanza, anche se adesso c'è il primo fallo di Zustovic, primo fallo del secondo quarto, e Fiusco ha subito risposto presente, richiamato in campo, ha detto sai che c'è, andiamo di 3 punti e via, +10 ancora, ricaccia un po' dietro Bolzano e fa valere ancora fisico Bassano in difesa, obbliga un palleggio prolungato e alla solita preghiera Bolzano. Intanto Zustovic continua ad avere problemi con i lacci delle scarpe, adesso li sistema e possesso Bassano, che costringe appunto Bolzano a attacchi in affanno, proprio perché fa valere fisico, muscoli e intensità. Fiusco, lo scarico per Porto, è chiusa la porta davanti alla guardia d'origine romana. Poi c'è un po' un giro di cambi per Bassano, rientra Scott Nabuif, giocatore che va centellinato perché chiaramente di fatto questo è il suo rientro dopo mesi, non avrà certi 40 minuti. Fiusco ancora, lo scarico per Nabuif, Bamba, e poi Nabuif va a prendersi un rimbalzo di capitale importanza, fa valere i bicipiti, e ancora Nabuif, e va a prendersi il fallo Nabuif, 2 rimbalzi da dominatore sotto i cristalli. Due rimbalzi da dominatore sotto i cristalli, e possesso con 14 sul cronometro per Bassano. Porto Nabuif intelligentemente va a prendersi la rimessa toccata da un avversario, e adesso Valesin
Valesin si fa vedere Fiusco che va in penetrazione, c'è un fallo in attacco, non era convintissimo Fiusco ma va accettato, più 10 sempre Bassano. Yang, vediamo l'attacco Yang e l'anticipo e c'è, e infatti c'è la possesso Bassano che ancora una volta manda in cortocircuito l'attacco di Bolzano. Chigli e muscoli messi a graffiare in difesa. Fiusco prova la penetrazione, lo scarico, Valesin, Porto, non va Porto e c'è rimessa Bassano sull'ultimo contatto, 14 secondi. Ancora per l'attacco di Bassano. Bamba sta per incartarsi, poi serve Nabuif. Attenzione, Porto subisce fallo, terzo fallo, siamo ancora lontani dal bonus, 5-21 da giocare. Fiusco non va, ci ha provato ugualmente in penetrazione, può ripartire Bolzano. Yang, Bonavida e non va e subisce fallo, ha bloccato il contropiede, chiaro non c'era volontarietà ma il contatto c'è, ha bloccato un possibile contropiede ed è il quarto fallo. Il prossimo andrà in bonus Bolzano. 4,59. Bassano sta costruendo la gara sulla difesa, visto che in attacco adesso sta facendo un pelo più fatica. Fiusco, Valesin, lo scarico per Porto, gran canestro di Porto, massimo vantaggio Orange, più 12, 33-21 al 15°. Bonavida trova la porta chiusa e poi ottimo il paniere di Bolzano che torna a più 10 col cesto provvidenziale di Trentini che ha fatto saltare a vuoto il controllore diretto e l'ha messa. 33-23. Adesso time out a 4,23 da giocare, i due coach ci vogliono ragionare su. E adesso a 4,23 avanti di 10 Bassano col possesso. Seguiamo l'attacco. Porto, Valesin, ancora Fiusco, Nabuif, Porto, difende bene Bolzano e
di fatto cancella l'attacco di Bassano. E adesso con 4 da giocare Bolzano vuol tornare sotto la doppia cifra. Chiama la difesa la torsida di Bassano e trova un gran paniere Trentini. 2 canestri provvidenziali di Trentini e Fiusco con una sottomano viene fermato e il gran paniere di Bonavida. -6 adesso Bolzano. Gran recupero difensivo di Dieng e adesso Bolzano vuole riportarsi sotto a 3-0-4. Non rimbalzo di Fiusco, bene Fiusco, prova il contropiede, perde palla Fiusco che pretende troppo, c'è il fallo di Nabuife a 2:45. Terzo fallo. Rimessa a Bolzano. È entrato Marangoni per Bassano. Viene messo a rifiatare Fiusco che ha speso tantissimo. Il suo basket di pura energia richiede un tesoro di energie, un tesoro di risorse. Attenzione, intanto Bolzano non va e c'è recupero di Rinaldin. Mazzotti protegge Sfera, la perde Mazzotti. Attacco ancora di Bolzano. Ha spento la luce in attacco Bassano, deve tenere duro dietro, ma è chiaro che una squadra del talento di Bolzano non può fare cilecca sempre. Poi la palla la perde e a 2 minuti esatti da giocare Bassano tiene il +6, 33-27 questo secondo quarto. Rinaldin la recupera Calamita, bravo Calamita dal +8, 35-27, bravo Calamita, interrompe il digiuno di Bassano. Trentini stavolta non gli riesce il canestro pesante e c'è un errore al palleggio. E incoraggia coach Papi Rinaldino, 1:21 da giocare. Non va, c'è il quarto fallo per Bassano. Va in lunetta Bonavida a 1:16. Mette il primo Bonavida, -7, vuol portare i suoi a +6, a -6. Sbaglia il secondo. Recupera una palla preziosissima sul rimbalzo, poi si incarta, ci dà una palla a 2, vediamo a chi va, attenzione, si sgomita a vuoto.
viene fischiato fallo a Bolzano e quindi ci pare antisportivo. Vediamo cosa ha chiamato l'arbitro. Un minuto e 04 al termine di questo quarto. E quindi sì, antisportivo, ci sarà Marangoni in lunetta. Sbaglia Marangoni. Andiamo all'attacco di Bolzano, tiro da 3, corto, la recupera Calamita, può aprire il contropiede, Rinaldin, in post per Marangoni, e Marangoni di potenza va a prendersi un paniere pesantissimo, 37-28. 9 lunghezze, 33 da giocare, un possesso a testa, Bolzano, Dieng, infrazione di passi per Dieng, 25 secondi, di fatto un possesso pieno per Bassano, e giustamente coach Papi dà 2 indicazioni ai suoi per questo ultimo possesso. Di fatto un secondo solo dopo avrà Bolzano per ripartire. Più 9. Rinaldin cinque secondi, attenzione, non va. E finisce così, 37-28, la preghiera di Mazzotti non è andata, ha preso il ferro, comunque più 9 Bassano, che è stata esemplare in difesa, qualche sbavatura in attacco, ma comunque un più 9 che era da sottoscrivere sicuramente alla vigilia, però non significa niente perché nel secondo tempo è tutto da vivere e bere a sorsate. Bolzano ha grande qualità, ha giocatori di livello e allora è un match, come dire, apertissimo, non è un modo di dire. A risentirci tra qualche istante.
Secondo tempo di Orange Bassano Bolzano, 37-28 più 9 per Bassano che lavora al primo possesso della ripresa. Porto difende duro Bolzano, Fiusco fino in fondo, gran paniere di Fiusco subito, la vera spina del fianco di Bolzano, regala subito il più 11 e ancora gran difesa di Bamba sul più 11 di Bassano. (39-28) Fiusco, attenzione l'attacco del Piani e trova un bel paniere Cravedi, il migliore dei suoi, mi sento di dire. Nei momenti di difficoltà arriva al cesto di Cravedi, sta per arrivare anche quello di Fiusco. Attenzione ancora Cravedi, Diang, gran paniere di Diang, il piazzato del -7. Diang ha trovato il 39-32. Ancora Fiusco, la tripla, non va per niente la tripla di Valesin e adesso prova a accorciare ulteriormente Bolzano. Dieng con un pizzico di fortuna trova il canestro del -5. Dieng ha trovato con un pizzico di fortuna il canestro del -5. 39-34, si riporta in quota Bolzano. Prego. (39) appunto Orange One Bassano, 34 Bolzano. È un più 5 con Bolzano che sta erodendo tanto del bottino di Bassano, ma non bisogna stupirsi di tutto ciò, perché Bolzano è squadra che ha qualità, è a quota 12 in classifica, viaggia nei quartieri alti e non poteva pensare l'Orange One Bassano di stare di comandare in lungo e largo. L'ha fatto nel primo tempo, ma adesso già c'è da tenere duro di fronte alla prevedibile e giustificata reazione altoatesina. E Bamba dalla lunga non ci prende stasera, fa valere il fisico in altra maniera. Cravedi, gran palla, Cravedi aveva dato una gran palla a Ramoni. Cravedi è l'anima di questa squadra, sta giocando a mio modo di vedere una gran partita, c'è sempre la sua firma nei recuperi di Bolzano. Quando Bolzano andava sotto, Cravedi lo rimetteva in quota. Fiusco, come Fiusco non riesce a chiudere la penetrazione, sempre più 5. Cravedi, 7-40, gran rimbalzo poi di D'Ambrosio, non riesce, però ancora terzo possesso e terzo tiro possibile per Bolzano. È salito in cielo Nabuife, anzi Bamba, per fermare Bamba, e la mette stavolta, la mette Bamba e trova un triplone fondamentale per il più 8 che riporta da ossigeno a Bassano. Finalmente va la tripla di Bamba e l'Orange One trova un po' d'ossigeno
e Nabuife lotta leoninamente e recupera la palla, subisce fallo, viene fermato subito. Nabuife è pacato, però è stato fermato sul possibile contropiede. Chiaro che non l'ha presa bene, tipo pacato e riflessivo, ma ciò non toglie che deve essere poi sbertucciato da chi che sia. Dopo si è chiarito subito, però è ovvio che non l'abbia presa bene Nabuife, e ci sta. Viene messo tanto a sedere per sbollire la rabbia. 6:41, è rientrato Calamita, fa valere il fisico, e Calamita di forza va a prendersi il fallo. Calamita la mette Paniere, e +1 potenziale Calamita per un gioco teorico da 3 punti. Intanto incassa il +10 Calamita, intanto incassa il +10. 6:29. Calamita può correggere eventualmente il +1, adesso c'è un cambio nel Bolzano, vediamo se Calamita riesce a convertire e a commutare il +3, il 2+1. Non va, purtroppo l'Orange One ai liberi soffre oltremodo, non ha percentuali esemplari. Poi c'è il fallo chiamato a Bamba, primo fallo del quarto per Bassano, 6:17. Peccato un po' qualche sbavatura ai liberi per Bassano, che avrebbe potuto volare via. Attacco di Bolzano, Cravedi, la rubata di Mazzotti e il contropiede, mamma mia, cosa ha fatto? Ovazione in piedi per Bamba, cosa ha fatto Bamba, mamma mia, cosa ha fatto Bamba, alley-oop, schiaccione monumentale di Bamba. Questa è un'iniezione di fiducia straordinaria, è una fondata che sul piano morale incide anche sugli avversari, perché ti vedi schizzare sto Marcantonio in cielo. Mamma mia, schiaccione a una mano da highlight, veramente. Cosa ha fatto Bamba? La fondata di Bamba è la sigla da sigla TV. E scatena la torsida di Bassano. Cori a tavoletta, +12. Cosa ha fatto Bamba? Schiaccione affondato a una mano, è salito al terzo piano, ma che al terzo piano? È andato all'attico direttamente. Cosa ha fatto Bamba? +12, non è il massimo vantaggio. Bassano, Orange One ha già toccato il +12 nel secondo quarto, però saggiamente coach Massai ha chiamato time out, perché proprio per frenare l'entusiasmo di Bassano, che su sto schiaccione poteva costruire una gran difesa. Mamma mia, Bamba. Mazzotti, l'alley-oop per Bamba, e adesso Bolzano. Bamba, grande energia, prova la rubata e gran canestro di Cravedi, e per la terza volta in questa partita Cravedi tiene a galla Bolzano. Sono le giocate di questo play
di grande intelligenza cestistica, di quoziente intellettivo cestistico elevato, che fa sempre la cosa giusta al momento giusto, si prende le responsabilità, va in penetrazione appunto quando serve, fa lo scarico, il tiro, si prende le responsabilità pesanti e adesso può fare un 2+1. Bravo Cravedi, bisogna fare i complimenti a sto ragazzo, perché tutte le volte che Bolzano sta per affondare c'è la giocata di Cravedi, che adesso sbaglia, però recupera il rimbalzo. E chi fa canestro? Cravedi, ancora lui. Cravedi esemplare. Cravedi esemplare. Due panieri di Cravedi. Poi tabellata e meno male Mazzotti risolve e regala il +10 a Bassano, 48-38. Cravedi, guardate, non gli si porta via palla. Gran tripla di Ramoni che riporta in quota Bolzano, -7. Ancora Mazzotti, Bamba, attenzione, 11 secondi. Attenzione Mazzotti, corto. E adesso deve tornare a aggredire duro Laura Juan, -7 per Bolzano. E Cravedi sta facendo i bimbi. E Cravedi contro tutti. 3 panieri di Cravedi tengono in vita Bolzano, anzi la riportano sotto. La differenza è tutta lì, certo, il paniere di Ramoni. E c'è un fallo in attacco e adesso vediamo, cambierà qualcosa coach Papi. 4-17, +5. Di buono c'è che al momento Laura Juan sta tenendo per 3/4, manca ancora quasi metà del quarto, però rispetto ai 2/4 a gara che regge solitamente. 4-17. Personalmente parte del recupero io i meriti li ascriverei a 2 persone, a Cravedi, l'abbiamo visto tutti, e a coach Massai. Perché? Perché sullo schiaccione di Bamba, quando Bassano poteva prendere emotivamente il volo, questa è la squadra che sull'entusiasmo schizza via, ha capito di dover chiamare time out per frenare quel tipo di entusiasmo, riordinare la testa ai suoi, e da lì è nato il recupero, la rimonta di Bolzano. Quindi merito a Cravedi in primis e a coach Massai in seconda battuta. Stoppatone di Calamita. Calamita ha mollato una stoppata siderale. Boeing fa ancora male. Attenzione, Porto va a prendersi un fallo. 3-48. Attenzione, Zustovic per Porto, è entrato anche Zustovic per Fiusco. Lo scambio non va, ma era una azione eccellentemente, un attacco eccellentemente portato da Bassano. Ha liberato il tiro, piedi a terra Mazzotti, che si è visto sputare la conclusione del primo e il secondo ferro. 3-36.
Attacco adesso Bolzano che può avvicinarsi ulteriormente. 3,36. Bassano, le ultime 2 o 3 conclusioni erano state ottime scelte, selezionate bene. E adesso Bassano va a aggredire con Zustovic, recupera una palla di capitale importanza, allarga le braccia a Massai, perché di fronte un po' all'errore dei suoi, ma mi sento di dire ai meriti più di Bassano, perché l'aggressione di Zustovic è stata assolutamente da manuale. Ancora Zustovic al palleggio. Calamita perde palla di Avarà che scivola con la palla fuori dal campo. Vediamo adesso l'attacco ancora. Trova un 3 punti di capitale importanza. -2 Bolzano. Gioco potenziale da 4 punti per D'Alessandro e si riporta sotto. Bolzano è passata da un attacco che sta per perdere palla a un 3 punti fenomenale che può dare addirittura al -1, un gioco da 4. E trova al -1 Bolzano dal -12 al -1. È quasi tutto da rifare per l'Orange One Bassano. Zustovic, la palla persa D'Alessandro, canestro e fallo D'Alessandro. 6 punti e 7 potenziale per il sorpasso. Adesso l'Orange One non deve scollarsi, e qua è emersa la caratura di una squadra come Bolzano. Prima o poi doveva affiorare, ma la partita è ancora aperta, anche se D'Alessandro ha pescato il 3 punti più 1 e adesso il 2 più 1 con la rubata, che può cambiare l'indirizzo del match. Stavolta sbaglia, però c'è un 13-0 aperto. Un 13-0 aperto e meno male la mette Marangoni, la tripla che riporta avanti Bassano 51-49. E ferma il 13-0 di parziale di Bolzano, anche se è il solito Cravedi nell'emergenza, per non sbagliare va in lunetta e si prende un fallo col Bassano in bonus. 2-24. Cravedi mette il primo. Quando Bolzano ha una minima difficoltà, palla Cravedi, che è molto meglio di metterla in banca, e Cravedi impatta. 2-23. Valesin, Marangoni, Calamita, non va, Diavarà va a prendersi un fallo a 2-10. È stato sfortunato Diavarà. Stavolta è stato fin troppo prudente Diavarà, forse doveva metterci ancora più energia e magari oltre al fallo riusciva a rimediare al canestro, ma pazienza. Diavarà giri lunetta per lui.
Mette il primo di Avarà, +1. Mette anche il secondo di Avarà, 53-51. Al 28esimo, 2 da giocare, 2-4. E stavolta non va. Calamita, Fiusco, è rientrato Fiusco. Prova. Non va. Il rimbalzone di Diavarà, poi la recupera Bolzano. Sta per Bonavida. Micidiale, Cravedi non risolve, è meglio di Mr. Wolf, celebre di Pulp Fiction, risolve problemi Cravedi. Marangoni, la mette Marangoni, la tripla del 56-53, Marangoni, 1-0-6. La mette anche Bonavida, parità 56. Sparatoria di bombe. Stavolta non va. 36 secondi. Un possesso a testa. Ci vuole ragionare su Cravedi. Bonavida trova un gran paniere, Bonavida, vantaggio Bolzano, 58-56, 13 secondi. E Fiusco non tiene palla, gli scivola, 6 secondi. Quindi ultimo possesso con 6 secondi da giocare. Cravedi prova ad andare in penetrazione, va a prendersi un fallo. Ottima scelta. Cravedi va in lunetta. Questo ragazzo non ha sbagliato una scelta, questa sera Cravedi. Se Bolzano è pienamente in partita, anzi adesso avanti lo deve proprio questo ragazzo. Emanuele Cravedi è spettacolare questa sera. Dal +3. E adesso dal +4. Un secondo e 3. Non va. E Bolzano l'ha ribaltata, adesso è +4. Con un... all'ultimo quarto un parziale veramente poderoso, col 13-0 di parziale ha ribaltato la gara. Parziale di 32-21, anzi a 19, 32-19, ha rovesciato la faccenda. È chiaro che se Bassano fa scendere la intensità difensiva diventa battibilissimo.
E adesso vediamo la reazione di Bassano, che sotto di 4 deve provare a recuperare. Diciamo che la palla persa sull'ultimo possesso è il fallo che ha prodotto da una possibile parità al +4. Adesso si riaccende la torsida di Bassano, che capisce il momento difficile dell'Orange One e vuole stare a fianco dei suoi ragazzi. Però questa squadra per 3/4 ha dimostrato di esserci. E adesso deve provare a stare lì. Pizzo prova, mette una tripla Pizzo. La tripla di Pizzo dal +7, massimo vantaggio di Bolzano. Bassano adesso deve avere pazienza, l'Orange One, restare attaccata alla partita, che chiedere pazienza dei sedicenni è complicato, però ci deve provare. Intanto Marangoni regala almeno 6 col parziale aperto di 35-19. Bolzano regala anche almeno 5, 58-63. C'è passi, infrazione di passi a Bonavida. Bassano vuol provare a rosicchiare qualcosa. Marangoni non deve pretendere troppo, subisce forse un fallo, chiede un contatto. Piano. Diavarà. Papi. E trova un canestro Bolzano, mentre Papi chiede qualcosa agli arbitri. C'era probabilmente un contatto prima su Marangoni, vabbè. A +7 di nuovo Bolzano, 8,52. E quindi sotto di 7 di nuovo Bassano. Fiusco, Nabuife, Diavarà. È sfortunato Diavarà. Anche qua attacco organizzato bene, orchestrato bene da Bassano. Bolzano ha le ali in testa e ai piedi, la recupera in maniera spettacolare, sta carambola di Avarà. Nabuife, e anche Iellato qua. Nabuife ha fatto tutto giusto,
Ancora l'attacco di Bolzano, vuole ragionarci su Bonavida, c'è un fallo. La mette Bonavida più 8. Mette anche al secondo più 9. Non va Marangoni. Era anche questo un attacco con buoni scarichi. C'è ancora il fallo conquistato da Bonavida. Bolzano sta indirizzando benone la partita, ha avuto la pazienza di saperla aspettare e anche questo è un merito. Bonavida sbaglia al primo, può regalare il più 10 comunque. Bassano comunque ha dato dei segnali confortanti di ripresa, regala il più 10. Segnali confortanti di ripresa di Bassano in ogni caso, perché è chiaro che se gioca con questa intensità se la può giocare con molte. Adesso Calamita sbaglia un comodo appoggio e adesso ha un po' perso fiducia Bassano, ma manca una vita, 7-0-7, farebbe ancora tempo a risalire, deve però trovare energia difensiva. Qualche buona azione difensiva può consentire. Se andava dentro quello era, come dire, un po' una bugionata. Però gran recupero di Bolzano. Barion. Buona azione difensiva da Bassano che deve ricominciare da qua. È dura, è difficile, sotto di 10, ma deve cominciare a difendere duro come ha fatto nel secondo quarto. E la mette, tripla più fallo di Fiusco, riporta in quota Bassano, tripla più fallo. Riporta a -7, vediamo se Fiusco riesce a commutare anche il -6. E Fiusco, visto che fa tutto stasera, pulisce anche il parquet. Mette Fiusco il -6. E 23. Attenzione da Alessandro. E 09, vediamo il possesso ancora per Bolzano, ci pare, vediamo c'è stato un po' tra gli arbitri. Sì, possesso per Bolzano con 6 secondi sul cronometro. Bonavida, stoppato Bonavida, attenzione Porto, Fiusco
si appoggia i piedi per terra, una pietrata di Fiusco, non gli è riuscito sto giro. La rivuole Fiusco, Bamba, attenzione Bamba, che canestro Bamba, pulizia pura, 64-68, al 34esimo, torna a -4 Bassano. Non può, ci ha provato ad Alessandro e si è incartato, infatti per la prima volta Cravedi, primo errore di Cravedi. Bassano a -4, vuole riprovarci, è rientrato dal -10 al -4, 5-27. Le giocate di Fiusco, poi Bamba, hanno riportato a ridosso l'Orange One, partita di grande pathos, nessuno molla niente. Il -4 Orange scatena la torsida che ha incitato i ragazzi Orange One fino all'ultimo. Attenzione Bamba, di energia Bamba, un po' spasso Bamba, peccato, gran conclusione di Bamba, il ferro beffardo gli ha sputato la conclusione, però Bamba si guadagna un giro in lunetta, vediamo. Mette il primo Bamba, -3. Non va al secondo, -3, resta -3 Bassano, 5-7 da giocare. L'attacco, gran canestro, Cravedi, come sempre, sempre lui, riporta +5 Bolzano. Subisce fallo Valesin. Il quarto non è ancora in bonus. Ancora Valesin lo scarico e fischiato sfondo a Valesin. Vabbè, francamente non ci sembrava l'azione da sfondo, ma era piazzato meglio di noi l'arbitro. Stava per perdere falla Bolzano e c'è lo sfondo, se era sfondo prima lo è ancora di più questo. 4-22.
Entra Pizzo col quinto fallo di D'Alessandro. Mazzotti, Calamita, Fiusco, non va, la recupera Calamita, e peccato Bamba che sta a prendersi un fallo, sta per commutare il 2+1 Bamba, vabbè, gran azione. Sbaglia il primo Bamba, la percentuale liberi deficitaria rischia di condannare l'Orange One. Alla fine, vabbè, oh, vabbè, boh, e ce l'ha rubata. E c'è l'antisportivo a Ramoni che blocca il contropiede. Fisco che ci sta, blocca un contropiede comodo per 2 punti altrettanto facili. (3:52) Bamba in lunetta. La mette Bamba dal -4, possesso Bassano, 70-66. Ancora giro lunetta per Bamba. La mette ancora Bamba, -3. E adesso sì, c'è il possesso Bassano. Fiusco chiama lo schema. Mazzotti perde la maniglia, Mazzotti. Peccato, è un momento delicato. In entrata Mazzotti ha perso la maniglia. Gravedi. Gran paniere di Pizzo. Gran paniere di Pizzo. Corto il tiro di Valesi, la riprende Fiusco, va a prendersi un fallo, ci pare, sì, fallo. 3-13, 72-67, +5 per Bolzano. Mette il primo, -4. Ancora Fiusco. E c'è! Bravo Fiusco! Paniere, fallo! Boh. Beh. Vabbè. Questa è una chiamata incongrua. È una chiamata incongrua. E c'è Passi. Era una chiamata incongrua quella di prima. Era paniere più fallo, è stato ribaltato letteralmente. Vabbè, una cosa, paniere fallo avrebbe dato il -2 potenziale -1. Vabbè, 2,58, chiamata assolutamente incongrua. E adesso
passi qua e passi là. Boh. Noi restiamo dell'idea che la chiamata di prima non c'era mai, ma vabbè. Resta la nostra personalissima opinione. Era solo l'azione che riapriva totalmente la partita, ma vabbè. Dieng ci prova. Rimbalzo di Calamita. Bamba. Attenzione. 2,29, meno 4 ancora Bassano. Mazzotti. Bamba rimedia a un tiro iellatissimo di Mazzotti che gli era stato sputato dal ferro. Meno 2 Bassano. Però possesso Bolzano. Orange One in difesa. Bonavida aggressiva su di lui Cravedi, attenzione. La stoppata di Calamita è imperiosa, è imperiale. Vediamo Porto, anzi Valesin, c'è un fallo su Fiusco, su Mazzotti che viene abbattuto. E qua bisogna pulire il parquet perché rischia di farsi male, si scivola tanto. Mazzotti per esultare. Calamita rischia di farsi male per andare a esultare con Mazzotti, situazione particolare. Non so se chiede l'intervento medico Calamita. Mazzotti, vediamo, 2 liberi per lui. Mette il primo, meno 1. Vola Calamita, solo 1 su 2 per Mazzotti. Non va, Calamita recupera, 1,34. Ancora Valesin, Calamita, Mazzotti. Valesin sul perimetro. Porto. Va in penetrazione, Porto. Gran difesa di Bolzano, meno 1, 1,14. Seguiamo l'attacco ancora di Bolzano, Cravedi. Stoppato da Calamita che sta stoppando il mondo. Ancora Calamita. E viene fischiato a sfondo e ancora una volta su un possesso che può cambiare la partita gli arbitri fanno una fischiata. Questa era più netta di prima, quella di prima non c'era mai, questa si può dare oppure no. 49 secondi, boh. Più 1 Bolzano, 49 secondi. Gli arbitri hanno annullato il canestro del sorpassa Calamita e un 2+1 potenziale prima Fiusco. Seguiamo l'attacco di Bolzano, 40 secondi. Perde palla Dieng, 32 secondi. Comunque Bassano non può chiudere col possesso. Vediamo se c'è un time out, 32 secondi. Bassano sotto di 1. Fiusco. Non va.
possesso adesso per Bolzano sul tiro di Valesin, c'è il fallo di Mazzotti, 14 secondi, andrà in lunetta, probabilmente Bonavida. La tripla di Valesin non è andata. E adesso mette il primo glaciale Bonavida, più 2. Sbaglia e a 9 secondi c'è il fallo, aveva Young al tiro, 9 secondi, non è stato reattivo Bassano sul secondo libero, mette il primo di fatto, se mette il secondo la partita è vinta. Sbaglia il secondo, 8 secondi per Fiusco. Valesin non va al tripla di Valesin e finisce qua. Vince Bolzano 74-71, match tiratissimo, complimenti a Bolzano che ha sudato però per venire a vincere qua alla Palangarano. Signore e signori, buonasera.